presidente dell'Avis di Tortolì, abbiamo costituito questa associazione quasi 25 anni fa, infatti quest'anno decorrerà appunto il 25esimo anniversario. Siamo contentissimi del lavoro che svolgiamo soprattutto nelle scuole, grazie alla collaborazione dei docenti, ma anche grazie ai ragazzi che sentono molto di essere solidali con questi progetti e facciamo sempre, ripeto, degli ottimi lavori. Io voglio dire una cosa, la solidarietà fra i ragazzi c'è tantissima. Purtroppo ci sono tante patologie che non consentono ai ragazzi la donazione del sangue, quale può essere l'hashimoto, quali possono essere i tatuaggi, comunque patologie croniche molto comuni nella nostra isola. Chi può donare il sangue? Allora, possono donare il sangue le persone in buona salute dai 18 ai 60 anni con una pressione arteriosa dai 110 ai 100. Non possono donare le persone che hanno sofferto in passato di un'epatite varia di tipo B o C, chi fa uso di sostanze stupefacenti, gli alcolisti cronici e chi soffre di patologie cardiovascolari importanti. Non può donare nemmeno chi contemporaneamente ha sindrome influenzale, faringite, gastroenterite, chi è in terapia con antibiotici, chi ha viaggiato in zone tropicali e chi è in stato di gravidanza. Ma si può mangiare prima della donazione? Sì, si può fare una leggera colazione con tè, biscotti e un succo di frutta e poi uno più abbondante subito dopo la donazione. Occorrono particolari documenti prima di fare il rilievo? No, bisogna leggere e compilare un modulo che verrà valutato dal medico, poi valuterà l'idoneità, si misurerà la pressione e poi... Scusa, perché hai deciso di dare sangue? Perché è molto importante per salvare delle vittime di incidenti, oppure tanti ragazzini che soffrono di talassemia in Sardegna. Perciò io dono il sangue. E tu invece? Io sono venuto qui perché costituisce un controllo in più per la mia salute e mandano gratuitamente le analisi a casa mia. Decido di donare il sangue perché salvo una vita, anzi tre. Infatti da ogni sacca di sangue donato si possono ricavare castrine, eritrociti e anche plasma. Perché decido di donare il sangue? Io ho deciso di donare il sangue perché permette di salvare le vite a chi è vittima di un incidente oppure a chi deve subire operazioni chirurgiche, chi deve subire trapianti e anche alle migliaia di persone che soffrono di patologie legate al sangue come ad esempio la talassemia. Hai appena donato il sangue. Hai avuto paura di essere contagiata durante il prelievo? Solitamente no, perché non esiste alcun rischio di infezione, in quanto i dispositivi che vengono utilizzati sono sterili e monouso. L'Avis provinciale insieme all'Università Regionale Sardegna anche quest'anno organizza il corso di studio per i ragazzi che quest'anno, che nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, conseguiranno il diploma di maturità. Possono partecipare tutti i ragazzi che abbiano almeno una volta dato il sangue nel corso dell'anno scolastico e dentro il 31 agosto e in più che siano iscritti a una delle sedi comunali dell'Avis della Sardegna. La graduatoria sarà formata dal vostro voto di esame sommato al voto della donazione che dà un punteggio. Per le ragazze 7 punti, massimo di donazione nel corso dell'anno, per i ragazzi 5 punti per ogni donazione, massimo fatto donazione nel corso dell'anno. Chi si merita la lode sono altri 5 punti in più.